Buonasera, ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura un incidente mortale a Palermo, in via Duca degli Abruzzi. Un uomo di 86 anni alla guida di una Citroen C3 si è schiantato contro un'auto parcheggiata per poi finire contro un palo. È morto durante il trasporto in ospedale. Rimaniamo nel Palermitano, dove a Santa Flavia una ventenne è stata trasportata in codice rosso al civico a seguito di un sinistro autonomo. La giovane si è ribaltata più volte a bordo di una Fiat 500. Esplosione di Ravanusa, notificati 2 avvisi di conclusione delle indagini preliminari e chiesta l'archivazione del fascicolo per 10 indagati. 3 palestinesi sono stati deposti in stato di fermo di indiziato di delitto a seguito di uno sbarco di migranti avvenuto a Catania il 9 maggio scorso. Sono indiziati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata ed in concorso. Questione caro affitti, anche a Palermo gli studenti si mobilitano piantando le tende davanti alla sede dell'Ateneo. Il presidio rimarrà attivo in attesa di un incontro con i vertici dell'università. Per approfondimenti vi basterà visitare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Grazie per averci seguito e buona serata.